Intanto mi sento di dire che tutti possiamo essere vittime di truffe, perché il truffatore è una persona preparata, cioè chi decide di truffare in maniera metodica per guadagnarci molto un'altra persona, lo fa preparandosi. Quindi sa bene quali sono i meccanismi che ogni essere umano può utilizzare per valutare le situazioni. Truffatori sempre più esperti e preparati in grado di raggirare non solo le persone più fragili. La cronaca degli ultimi mesi ne è la conferma, che sia il viaggio premio, la paventata fuga di gas o il finto incidente accaduto ad una persona cara, i casi di truffe sono ormai quotidiani. Sulla questione interviene anche l'Ordine degli Psicologi del Veneto. È importante capire i meccanismi psicologici sui quali questi delinquenti fanno leva per far sì che le persone cadano nella loro rete. I truffatori sfruttano meccanismi psicologici profondamente radicati nella nostra natura, inducendoci a fidarci, ad agire d'impulso e a trascurare segnali d'allarme. La prevenzione parte proprio dalla conoscenza delle strategie di manipolazione. La fretta è la prima cosa che dobbiamo controllare e se sentiamo che il nostro corpo, ci conosciamo, ognuno di noi conosce se stesso e in cosa declina la fretta, sapere che bisogna mettere una pausa. La paura e soprattutto la fretta, l'urgenza di fare quello che i truffatori chiedono al telefono o suonando alla porta di casa sono elementi che devono far accendere il campanello d'allarme. Anche l'esubero di informazioni tecniche, di neologismi, di tecnicismi ci deve sempre mettere sul chi va là. Quindi il non avere fretta, secondo me, è il consiglio principale che dobbiamo avere e di non avere paura di chiedere. Qualunque cosa ci venga detta è comunque bene verificare chiamando un parente o le forze dell'ordine, perché riconoscere i segnali di una possibile truffa è il primo passo per difendersi.